Alla riunione introduttiva del lavoro presso la sede di Veneto Lavoro erano presenti tutte le categorie economiche, cui la Regione ha chiesto di essere parte attiva attraverso proposte, indicazioni utili e favorendo la partecipazione proprio dei loro esempi di eccellenza. Confartigianato Imprese Veneto ritiene che il tema delle eccellenze sia un tema fondamentale per le piccole imprese, soprattutto in un momento di crisi come questo è necessario valorizzare quelle eccellenze, vuol dire quelle piccole imprese che hanno saputo resistere, reinventarsi, innovare, crescere e trovare nuove strade per essere ancora competitivi sul mercato. Sicuramente non si tratta solo di eccellenze legate al prodotto, ma di eccellenze aziendali in grado di garantire elevati standard sia dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione, della valorizzazione del capitale umano, quindi dei modelli che possono diventare vincenti sul mercato. Noi crediamo che la diffusione appunto e la conoscenza di queste realtà aziendali possa essere utile a dare un nuovo impulso anche ad altre imprese perché possano così riuscire a superare anche questo momento di difficoltà. Valorizzare le collaborazioni tra le imprese, fare rete come carta vincente per mettere insieme gli elementi di positività di ciascuna impresa, il suo valore aggiunto dando forza nei nuovi mercati. Chiaramente apprezziamo che la Regione punti sull'innovazione e sulla capitalizzazione delle imprese. Per chiudere con una battuta, è evidente che le imprese, a nostro giudizio, ma lo dice anche l'economia generale, non possono più essere piccole e senza soldi, debbono andare verso una maggiore dimensione di impresa per l'appunto e soprattutto con maggiori capitali che vanno reperiti sul mercato evidentemente.